Ma come si è passati dai confini della Serenissima a quelli del Veneto di oggi? Per quasi 4 secoli, dalla prima metà del 400 fino al 1797, la Repubblica di Venezia, oltre l'attuale Veneto, ha controllato i territori di Bergamo, Brescia e Crema a ovest e gran parte del Friuli a est, oltre che i domini dello Stato d'Amar. Ma perché oggi sono venete soltanto le 7 province che conosciamo? Nel 1797 Napoleone conquista Venezia e col Trattato di Campoformio e la successiva riorganizzazione dell'Italia napoleonica, gli antichi domini della Serenissima vengono spartiti tra Francia e Austria. La nuova linea di confine viene tracciata lungo l'Adige, proseguendo poi sul Canale Bianco e sul Po. Per la prima volta dal 400 Bergamo, Brescia e Crema vengono separate dal resto dei territori veneziani. Dopo la caduta di Napoleone, il congresso di Vienna del 1815 assegna quasi tutti gli ex domini veneziani all'Austria, che li riunisce con i territori lombardi nel nuovo regno lombardo-veneto. In questa occasione Bergamo, Brescia e Crema vengono inserite nella parte lombarda del regno, mentre le province orientali formano la parte veneta, col confine amministrativo che ricalca in gran parte quello delle attuali regioni. Perché viene presa questa decisione? Non esiste una spiegazione ufficiale, ma gli storici riconducono generalmente la scelta a più fattori. La suddivisione rendeva le due parti del regno più equilibrate dal punto di vista amministrativo, ricollegava Bergamo, Brescia e Crema alla tradizionale area lombarda, risultava coerente anche con le differenze linguistiche, in quei territori si continuava infatti a parlare varietà lombarde, e, inoltre, evitava di ricostituire integralmente l'antico spazio politico della Serenissima. Quando nel 1859 la Lombardia viene annessa al Regno di Sardegna e nel 1866 il Veneto entra a far parte del Regno d'Italia, questa distinzione rimane invariata. Anche se le regioni non esistevano ancora come enti amministrativi, ma solo come regioni geografiche e storico-culturali, continuava la stessa distinzione tra le province lombarde e le province venete. Nel frattempo, il territorio friulano, corrispondente a gran parte dell'attuale provincia di Udine e Pordenone, continuava ad essere considerato parte del Veneto, mentre parallelamente le province orientali, prese dopo la Prima Guerra Mondiale, andavano a creare la regione geografica della Venezia Giulia. Con la Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore nel 1948, vengono previste le regioni come enti territoriali. Tra queste viene citato anche il Friuli Venezia Giulia, che sarebbe stato istituito come regione autonoma nel 1963. La scelta rispondeva soprattutto a esigenze strategiche legate al delicato confine orientale e alla guerra fredda, ma teneva in conto anche le identità storiche e linguistiche del Friuli e della Venezia Giulia. La Repubblica di Venezia, più interessata alla stabilità che a imporre la propria cultura, aveva governato per secoli territori molto diversi tra loro senza eliminarne le identità locali. Dopo la sua scomparsa, quelle identità sono tornate progressivamente a influenzare le nuove suddivisioni amministrative, che hanno contribuito a definire i confini regionali che conosciamo oggi.